È buio totale, voglio... Cioè, io veramente non ho parole, è un buio totale. Cioè, voglio, è allucinante. Perdere una partita così, cioè, questa era da pareggio, ma da pareggio proprio clamoroso. Ma a me mi viene da ridere, lo sapete perché a me viene da ridere? Perché Mazzarri ha rimesso la formazione che doveva mettere titolare, secondo me, no? Quella degli ultimi 15 minuti contro il Verona. No, non la possiamo mettere perché dobbiamo giocare a 5 a centrocampo. Perché se no, se non giochiamo a 5 a centrocampo, noi non siamo contenti, dobbiamo fare una partita di ripartenza. Cioè ragazzi, ma tu i primi 15 minuti quando hai fatto il pressing alto, fatto bene, avevi messo in crisi questo Milan, ma l'avevi surclassato nei primi 15 minuti. Poi è bastata una mezza giocata una mezza sbavatura in difesa, perché poi Leao ha dovuto appoggiare solo la palla e basta per Teo, e Teo ha segnato. Cioè, madonna, io è qui che mi incazzo. Io è qui che dico, ma com'è possibile che un allenatore di calcio non riesca a capire delle cose così? Cioè, tu hai messo Lindstorm, vabbè, hai messo Lindstorm nel secondo tempo, a 15 minuti dalla fine il Napoli è cambiato. Con Lindstorm titolare. Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Qui si cade veramente nel ridicolo. Mazzarri non sta capendo niente, voglio... Cioè, io... Ora, vabbè, il Milan non vinceva da 10 anni in casa, li abbiamo fatti, stanno vincendo, mancherà pochissimo alla fine, perché siamo al 95esimo. Non penso il Napoli riesca a fare un gol, perché voglio... Dopo che si è visto il palo clamoroso in quel modo, non penso che il Napoli vada a segnare. Quindi lasciamo stare, è impossibile. Cioè, tu nemmeno a porta vuota stasera saresti riuscito a segnare. Cioè, noi siamo capaci nemmeno di segnare a porta vuota. E la dimostrazione è quel palo che abbiamo preso a 2 metri dalla porta. Cioè, quindi di cosa vogliamo parlare? Di cosa veramente vogliamo parlare? Però tutto sommato, nel secondo tempo è stato un buon Napoli. Nel secondo tempo, ma la partita dura 90 minuti. Cioè, io cosa devo salvare di questa partita? Gli ultimi 15 minuti, ve l'ho detto, guardate, è un buio totale, voglio, perché non hai alternative in attacco. Ora Osimhen ritornerà, speriamo sia già titolare dalla prossima, perché voglio, serve una punta. Dopo bello segni Gollini, ma ci credo poco, voglio, tanto la sbaglierà la punizione, state tranquilli, preciso, voglio, sbagliata, voglio, e tanto è finita, dai. È finita e abbiamo fatto vincere il Milan, cioè voglio... no. È bastato un errore, ma è giusto così, ve l'ho detto. È giusto così, voglio. È una vittoria pesantissima per il Milan, una sconfitta pesante per noi. Il quarto posto si allontana, il quarto posto si allontana in modo pericoloso, il quarto posto. Tu devi fare un girone di ritorno che deve essere un miracolo. Se entriamo in Champions League sarà un miracolo quest'anno, diciamoci la verità. Cioè, questi oltre al gol di Teo, poi hanno fatto quel mezzo tiro di Gollini che poi sulla deviazione l'è riuscito a prendere a Giroud. Poi non è che ha fatto chissà che il Milan, anzi ve l'ho detto, era una partita da pareggio, però ci sta a perdere, cioè è una cosa allucinante, 3 partite in campionato non le riesce a vincere. Cioè, c'ho qualche problema grave in questa squadra, ma a livello proprio psicologico. Qualcuno dice, ora manderanno Mazzarri via, ma cosa, non risolvi nulla mandando via Mazzarri, Comunque, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli.